Dobar dan, dobro jutro, dobrodošli. Začenjamo s prvim današnjim dogodkom. Pozdravljam vas v imenu Založništva Tržaškega tiska. Danes imamo zelo imenitnega gosta. Z nami je Diego Fusaro, ki upam, da sliši v svojih ušesih. Senti in italiano, già? Allora faccio una cosa doppia. Non c'è l'interprete? Arriva. Allora io faccio una cosa bilingue. Buongiorno, vi saluto a nome dell'editoriale Stampa Triestina. In realtà ci sarà anche la traduzione simultanea. E se non avete ancora le cuffiette le trovate lì. Ho l'onore di avere qui con noi Diego Fusaro, che è uno dei personaggi intervistati da Ernest Scheck nel suo libro Kavarna Italia, Caffè Italia sarebbe tradotto in italiano. Jaz bom kar prepustila njima besedo, zaradi tega, ker nimamo veliko časa, fanta pa imata ogromno zelo zanimivih tem. Ora vi lascio subito la parola a loro due perché i ragazzi hanno un sacco di cose da raccontare e non vorrei rubargli tempo. Lepo se imejte. To deluje. Dobro jutro, dobro dan. Predvsem prvo, dobro jutro. Zelo jutranji termin. Ne za trgovce grozdja, danes imajo veliko dela, niti za šolnika in v bistvu niti za zelo zasedenega sogovornika, kakršnega imamo med sabo. Moja današnja naloga, k sreči preprosta, v bistvu podobna vaši, napenjati ušesa. Če že, tu in tam usmerjati malo, kot nek miličnik, miselni promet. Ali bolje kavarniški. Kavarna Italija ni knjiga. Je poskus kulturnega dejanja. Je ena ideja, je ena ambicija v bistvu, ki skuša preseči papirnate meje, ki se nadaljuje in ki jo v bistvu pišemo vsi mi, tisti, ki smo, tisti, ki nas ni, obmejni tkavci pajčevine dostojnih, dostojanstvenih, zrelih medsosedskih odnosov. V bistvu zato smo, kar nas je, tu, da bi se izvili iz kratkega stoletja. Nemogoča najbrže naloga, pa vendar. To so ta naša jutra, ljudje. To so jutra tistega zalivskega pogleda, ki je strašen privilegij, ki prebuja iz samoumevnosti, ki spodmika tla pod nogami, ki podžiga dvome, maje gotovosti, spodbuja čudenje, nemir, v bistvu polni filozofske, nam polni življenja s filozofskimi energenti. S tistim, kar dela življenje vredno, polno, zavestno, trezno, smiselno, suvereno, pokončno. To je ta naša obmejnost, ki v bistvu, če smem uporabiti analitično sintagmo, je kot nekakšna kraljevska pot do samospoznavanja. To je velika sreča, to je privilegij, ki se ga je fajn zavedati. Ker se nam mudi, kot vedno, tistemu, ki hoče nekaj utemeljiti, živimo v dobi sloganov, fraz, besed, prostora in časa za utemeljevanje komaj kaj, greva k naslovni sintagmi. Bi rad z Diegom razvil v bistvu to misel. Kaj se dogaja z mislijo, ko nima konkurenta? Grazie. Parlerò molto lentamente in modo da rendere più facile il compito al traduttore. Grazie allo Slow Fest per avermi
invitato. Credo sia un momento molto importante di confronto su temi appassionanti e di alto valore filosofico. Il pensiero unico, come viene solitamente definito, è sostanzialmente la negazione del pensiero, è una cappa che impone un unico modo di pensare, un'unica direzione ai pensieri. È interessante a questo proposito notare come un tempo si parlasse di pensiero dominante, ciò che lasciava intendere che vi fosse anche un pensiero antagonista. Negli anni 60 era così. Dal 1989 in poi, con la svolta epocale che ne è seguita, è come se si fosse imposto non soltanto un ordine mondiale unico, quello del capitalismo globalizzato e americanocentrico, ma con esso avesse trionfato anche un pensiero di completamento analogo. Questo è il pensiero unico, il pensiero che giustifica i rapporti di forza della globalizzazione capitalistica e che tende a ostracizzare tutto ciò che possa metterli in discussione. Da un certo punto di vista potremmo dire che quando tutti pensano il medesimo è perché nessuno sta pensando in verità. È come se si imponesse un automatismo del pensare che in realtà dispensa dalla fatica del pensare e impone uno schema mentale prestabilito, in forza del quale tutti devono immediatamente aderire ai moduli del pensiero unico. Dico un'altra cosa che ritengo utile per inquadrare il pensiero unico. Il pensiero unico non ammette contraddittorio e infatti delegittima immediatamente ogni voce critica, come nel romanzo di Orwell 1984. C'è una neolingua anche oggi che delegittima ogni pensiero controcorrente, con tutta una serie di categorie ben note: populista, sovranista, comunista, fascista e così via, che hanno come unico obiettivo quello di delegittimare chi non si pieghi al pensiero unico dominante. Hvala, Diego. Tu pa tam se oziramo zadaj desno k tolmaču, ki se mu seveda iskreno zahvaljujem za nelahko nalogo. Najbrž se spomnite, če še nekoliko prekopljem okrog tega, čemur Diego pravi globalni samogovor, monolog, nasprotje dialoga, tako imenovanega moža, človeka, moškega tanka, tankman. Tisti belosrajčnik z vrečkama v rokah pred kolono na trgu Tiananmen. Ali ni ravno to enoumje namreč tisto, kar je Zahod streljal na vzhod pred padcem Berlinskega zidu? Zdaj pa ugotavljamo s husarom na trgu Svetega Antona, tankmen smo mi. Sì, direi che è proprio così. L'aveva già colto molto bene Pasolini negli anni 70. Pasolini aveva capito perfettamente che il totalitarismo perfettamente realizzato è quello della civiltà dei consumi o del capitalismo, che dir si voglia.
Del resto oggi in Occidente è l'unico totalitarismo esistente. Ed è interessante notare come l'antifascismo a sinistra e l'anticomunismo a destra oggi finiscano per produrre il medesimo risultato: la legittimazione della civiltà del capitale. Si sta producendo oggi anche a livello antropologico una mutazione, la chiamava Pasolini. Io lo chiamo l'homo neoliberalis. È un soggetto svuotato di ogni identità, privo di pensiero critico, che parla un'unica lingua, l'inglese dei mercati, che si sente cittadino del mondo perché non ha più una patria, che crede che sia libertà di circolazione la coazione al movimento imposta dal capitale. Il soggetto neoliberale è un soggetto pensato per il consumo e lo scambio di merci. È un soggetto che non fa altro che scambiare e consumare merci ed è forgiato dalla forma merce. La merce sostanzialmente ha due prerogative fondamentali, diceva Marx. Primo, genera valore. Secondo, circola. Ecco, oggi il soggetto neoliberale si autovalorizza. Siamo passati dall'avere un'impresa all'essere un'impresa. Gli influencer ne rappresentano un'immagine. E poi la circolazione illimitata. Il mondo neoliberale è un mondo del movimento permanente. 3 soggetti molto diversi ci aiutano a capirlo. 3 soggetti che sono l'anima dell'odierno capitalismo. Lo start-upper apolide che gira il mondo per fare successo, il migrante che è condannato a muoversi secondo le esigenze del capitale, e lo studente Erasmus che vive l'impossibilità di avere una patria come una liberazione. Il soggetto neoliberale rompe ogni legame con il territorio, con la tradizione e con la comunità e vive questa rottura come libertà. L'unica relazione ammessa è quella di tipo mercantile, do ut des. Gledam na uro. Morda lahko še tole, preden preideva v bistvu k stvari. Neokapitalizem je žrelo, ki vse požira. Še najbolj svoja, tisto, kar se v njem rojeva kot opozicija, kot alternativa, kot protimisel in iz njega dela svojo moč. Tu je bil Marx, morda mu bomo oprostili kontekst, v katerem se v bistvu to še ni izkazalo, nekoliko naiven v tem, da je verjel, da bo nekje zavest proletarijata privlekla na dan to notranjo dialektiko in privedla do obrata. Ugotavljamo, da kar se posebej v teh poznih oblikah kapitalizma rojeva kot poskus protimisli, postane kaj kmalu diamantna konica tega gibanja.
primerov ne manjka. Morda nam bo Diego v pomoč. Sì, sono molto d'accordo con quello che si è detto ora. Il capitalismo, a differenza dei regimi novecenteschi che negavano la libertà, il capitalismo la mette a profitto, trasforma tutto in merce, anche la critica alla forma merce. La protesta oggi contro l'alienazione si dà in forme alienate. Voglio portare 2 esempi soltanto. Un primo esempio classico è quello di Che Guevara, l'eroe dell'anticapitalismo, trasformato in un'innocua immagine rassicurante sulle magliette. Classico modo di assimilazione capitalistica. Anche la critica diventa merce a buon mercato. Il secondo esempio, forse più interessante, è quello della green economy. È chiaro che abbiamo un problema con l'ambiente ed è chiaro che è il capitalismo a generare la distruzione dell'ambiente. Potremmo dire con Heidegger che è l'ontologia stessa del capitalismo a trattare l'ente come disponibile e utilizzabile all'infinito. Il capitalismo riesce a trasformare anche l'ambientalismo in ambientalismo capitalistico. La green economy ne è l'esempio perfetto. 2 funzioni svolge la green economy. Prima funzione, crea fonti rinnovabili di business, cioè ritinteggia di verde il capitalismo. Seconda funzione, lascia credere che il vero ambientalismo sia quello della green economy e quindi separa l'ambientalismo dall'anticapitalismo, che invece dovrebbero stare insieme. Ecco, come distinguere una vera critica del capitalismo da critiche normalizzate come quella della green economy o della maglietta di Che Guevara di cui dicevamo? Ce l'ha insegnato Gramsci, credo. Nei quaderni del carcere Gramsci scriveva che una teoria è rivoluzionaria quando non è assimilabile dalla classe dominante. La classe dominante, non potendola assimilare, la combatterà in ogni modo. Esempio classico, mentre Greta Thunberg e la green economy sono celebrate su tutti i giornali perché assimilabili all'ordine capitalistico, i gilets jaunes in Francia venivano repressi nella violenza dal capitalismo, perché lì era una critica reale del capitalismo. Questo può essere un buon punto per cogliere la tenuta di una vera critica al capitale. Hvala za tole. Identiteta je filozofski pojem. Zapiram oklepaj o Aristotlovi logiki, o Eleatih, o biti, ki je in ne more ne biti. Skoraj ne poznam sodobnika, ki bi si upal, ki bi si drznil po Kantu, javno obravnavati to, kar mi še zmeraj, mi, manjšinska skupnost, še zmeraj doživljamo. Črno sled potrošniškega globalizma.
asimilacijo. Raznarodujemo se zaradi poznokapitalistične logike, ki ima raje, tu bom grob, kot zna biti večkrat moj sogovornik, verige s hitro hrano kot vaško gostilno. Hamburger kot joto in frito misto. Smrad po sežganem olju pomfrija kot von po zemlji. Kako iz tega? Ottima e difficile domanda quella posta. Il capitalismo globale dissolve tutte le identità tradizionali per imporre identità funzionali al consumo. L'identità in termini filosofici è ciò in forza di cui un ente è se stesso e non gli altri. Per questo l'identità è un concetto relazionale. Io sono io perché mi distinguo da te. Il mondo della globalizzazione prevede una omologazione planetaria, una sorta di disidentificazione totale. Il filosofo Leibniz si divertiva nel parco di Hannover quando vedeva le nobildonne che cercavano foglie uguali di acero nel giardino. E quando una di loro credette di averne trovate due perfettamente uguali, dovette poi ammettere che in realtà non erano uguali. Leibniz ne ricavò la tesi del principio di identità degli indiscernibili. In sintesi, se due sostanze fossero perfettamente uguali, sarebbero la stessa sostanza. Ecco, la globalizzazione neoliberale è come se volesse imporre questo principio. Io la chiamo anche l'ideologia del medesimo. Vedere ovunque sempre lo stesso. Consumatori di merci che parlano inglese e non hanno un'identità propria. E proprio perché non hanno un'identità propria, potranno assumere tutte quelle imposte dal consumo. Ecco perché l'identità oggi diventa un elemento di resistenza alla logica nichilistica del capitalismo. Che il capitalismo voglia distruggere l'identità appare da tutta una serie di fenomeni del nostro presente, dalla cancel culture all'idea di negare l'appartenenza e l'identità, soprattutto con un teorema che io chiamo il teorema antidentitario. Il discorso dominante o pensiero unico dice che chi ha un'identità può essere violento verso gli altri e quindi per produrre un mondo pacificato, dice il pensiero unico, bisogna eliminare le identità. Questo è il principio fondamentale. È vero che l'identità può sfociare in forme di violenza,
ma questa è una patologia. Dire che bisogna togliere le identità per eliminare i pericoli dell'identità sarebbe assurdo come dire che bisogna togliere il polmone per evitare la polmonite. In un mio libro ho detto che dobbiamo difendere chi siamo. Difendere chi siamo significa difendere la nostra identità intesa come relazione, intesa come dialogo, come soglia di confine con altre identità. La parola stessa confine, e voi in queste terre ne siete esperti, dice proprio l'incontro fra due realtà diverse. Cum finis. Finisco io perché inizi tu e siamo in relazione. Il paradosso della globalizzazione è che vuole imporre un'unica cultura globale, ma la cultura può esistere solo al plurale, come dialogo fra le culture. Ecco perché dobbiamo difendere chi siamo. Pozor, tri klicaji, drseča tla. Zato je čas in prostor tako pomemben, da se ena misel oblikuje, razvije v svoji kritičnosti, v svoji kompleksnosti. Če se zaustavljamo pri sloganih, pri naslovih, v bistvu zaustavljamo misel. Ker je identiteta relacija in ker polpretekla izkušnja zgornjega jadrana trka na vrata, se dobro zavedamo, da ne sme drseti v neizključevalnost. Ravno o tem danes govorimo. O tem, kar je Boris Pahor ponavljal vse življenje, zrela, zdrava, narodna zavest ni nacionalizem, nacionalizem je njena izroditev, ali pač njegov alter ego, včeraj počaščeni Alojz Rebula, ki v zvonovih Nilandije prek Anda Krilnika ženi Zalki, ki bi morali reči Zora, pojasnjuje, da je izbira med domom in svetom lažno nasprotje. Navajam. Lahko pišeš o cesarjih in papežih, pa zganjaš domačijstvo. Lahko pišeš o kozolcih in mlinih, pa si svetovljan. Dom in svet. Kdor ni nikjer doma, ne mora biti v svetu doma. Un concetto molto importante questo. Mi permetterò di citare anch'io un grande pensatore della nostra civiltà, il filosofo della dottrina della scienza, Fichte. Nei primi anni dell'Ottocento Fichte scrisse un testo
intitolato Il patriottismo e il suo contrario. La tesi di Fichte è che in realtà solo il patriota può essere cosmopolita. L'idea di patria di Fichte non aveva nulla a che vedere con il nazionalismo, aveva semmai a che vedere con una comunità di persone che stringono relazioni solidali e che di fatto, amando la propria comunità, amano l'umanità intera. Potremmo dire, sintetizzando, che essere cosmopoliti in senso reale, amare l'umanità, significa amare quella parte di umanità con la quale abbiamo a che fare. Ecco in che senso il buon patriota è il cosmopolita. Quello che stupisce è che il discorso cosmopolita contemporaneo ci chiede di amare l'umanità con il solo obiettivo di non farci amare la comunità in cui siamo. Ci chiede di amare il distante affinché trascuriamo il vicino. Se ci pensate, l'idea stessa di amare l'umanità è un controsenso. Perché l'umanità è un pensato, è un concetto. Noi abbiamo a che fare con persone concrete, con comunità concrete. Ecco, allora bisogna decostruire il discorso cosmopolita odierno. Oggi sembra che il discorso pubblico sia diviso tra cosmopolitismo e nazionalismo. Cosmopolitismo, cioè amare l'umanità e non il particolare. Nazionalismo, amare il particolare e non l'universale. Forse tertium datur è quello che potremmo chiamare con Hegel l'universale concreto. Hegel diceva che l'umanità non esiste come universale astratto, ma come universale concreto, cioè nelle culture e nelle lingue, nelle identità e nelle tradizioni particolari. E dunque la terza via, chiamiamola così, è quella di chi intende la propria comunità come espressione dell'universale e si relaziona alle altre comunità come altre egualmente legittime espressioni dell'universale umano. Potremmo dire, semplificando, che contro il cosmopolitismo e contro il nazionalismo bisognerebbe valorizzare l'internazionalismo, che è un rapporto internationes. Ammette le nazioni che il cosmopolitismo nega e le intende come in dialogo fra loro, al contrario del nazionalismo, che pensa la propria nazione come superiore e destinata a imporsi sulle altre. Questa correlazione fra nazionalismo e cosmopolitismo è perfettamente dialettica. Se ci pensate, oggi la globalizzazione è il compimento di un nazionalismo, è l'americanizzazione del mondo, è l'unica nazione che si pensa legittima e che pretende di imporsi a tutti gli altri. Ecco allora l'importanza di ripartire dal plurale
e dall'universale concreto nel senso di Hegel. Če povzamem pahorjansko, edino zrelo in zdravo domoljubje je neizključevalno. To hočemo in zmoremo po svojem naučiti svet manjšinske kulture. To je Eurošola, ne Erasmus. Eurošola je to. Torej občutek, ki ga Fusaro daje, je v bistvu ta, da so identitete v šahu politizacije. Ne eni, ne drugi, dveh robov in tretje poti, ki jo iščemo. Na enem robu zid, na drugem robu kaj? Brezmejnost, izzivalne vprašanje. Sì, è proprio così. Il confine è differente sia dallo sconfinamento della globalizzazione, che mira ad abbattere tutti i confini per inglobare il mondo intero nel modello dell'americanizzazione consumistica. Ecco perché la globalizzazione si potrebbe chiamare inglobalizzazione, perché mira a inglobare il mondo intero nell'unico modello ammesso. Ma bisogna altresì essere in guardia contro i muri. La globalizzazione vive di sconfinamento e di muro. Pensate agli Stati Uniti d'America, che sono il paese sconfinante per eccellenza, che mira ogni volta a imporsi con metodi più o meno ortodossi al mondo intero e poi crea un muro enorme ai confini col Messico. Cosa hanno in comune lo sconfinamento e il muro? Negano il confine e l'identità come relazione. Lo sconfinamento è chiaro perché. Lo sconfinamento significa togliere il confine e occupare l'altro con il proprio. Imporre all'altro il proprio modello. Il muro, per parte sua, sarebbe un grave errore intenderlo come un confine rafforzato, come un confine di muro, appunto, alto e spesso, perché il muro in realtà nega la logica del confine. La logica del confine è una logica congiuntiva, relazionale. La logica del muro è una logica disgiuntiva. Il muro nega la relazione che il confine rende possibile. La relazione è possibile
se ci sono differenze, se ci sono identità. Per questo la relazione non è possibile né con il muro né con lo sconfinamento. Ecco perché il confine si oppone sia al muro sia allo sconfinamento. Il confine è il luogo dell'incontro, il muro è il luogo che nega l'incontro. Anche nella sua estetica il muro ha una funzione deterrente. Non avvicinatevi, dice. Ecco, a questo riguardo mi permetto di fare un piccolissimo richiamo a Kant, che distingueva tra Grenze, il limite che apre, il limite come soglia che guarda al di là, potremmo dire il confine, e distingueva questo tipo di confine, il Grenze, dal Schranke, la barriera, il muro potremmo dire. Ecco, il muro è un confine negato in realtà e noi abbiamo bisogno di confini oggi, non di muri e non di sconfinamenti. È un altro modo di dire che non abbiamo bisogno né dei nazionalismi né del globalismo. Tržaški pisatelj Pavlo Rumic eden kavarniških sogovornikov sredi kuhinjske mize drži prav obredno, svetiščno deluje, učinkuje košček 15 cm tega, kar ostaja od nekdanjega mejnega prehoda pri Botaču dolini reke Klinščice. Človek, ki se je vse življenje boril za odprto mejo, z mejo na mizi, ki ga opominja, da nekaj je, ostaja tu in tam, kar je moč preseči in kar nas dela bogate. Za konec bom, če je mogoče, sploh mogoče, še bolj izzivalen, vsaj za globalni samogovor izzivalen, če mene vprašate dialoški. In sicer takole, prej omenjena inglobalizacija ima svoja orodja, instrumente. Tudi tam, kjer bi si človek ne predstavljal. Morda je med njimi tudi to, čemur pravimo inkluzija. Morda je inkluzija ideološki instrument ravno tega globalizma, o katerem je danes tekla beseda. Torej nekaj, kar v bistvu škoduje malim v korist velikim. Zdi se v bistvu, da je treba male nekam drugam vključevati, prilagajati, popravljati, normalizirati. In to je nepravično v bistvu do nas in do tiste tretje poti, ki
ki naj bi jo stara celina zagovarjala. To je Evropa. Pravica do drugačnosti. È fondamentale questo, il diritto alla differenza. Nell'ordine del discorso politicamente corretto, l'uguaglianza viene confusa con l'omologazione, col paradosso per cui viviamo nel mondo più omologato e con più disuguaglianza al mondo della storia umana, e confonde poi la differenza con la gerarchia. La differenza non coincide con la gerarchia, anzi il giusto concetto di uguaglianza implica le differenze. L'uguaglianza è fare in modo che le differenze non diventino gerarchie. L'errore del pensiero della globalizzazione capitalistica è imporre l'omologazione come distruzione delle differenze e come imposizione del modello unico per tutti. La parola inclusione o inclusività è molto scivolosa. È una di quelle parole che generano immediatamente consenso. Chi è mai contro l'inclusione? Ma dobbiamo chiarire cosa si intende per inclusione, senza dimenticare che il capitalismo globale oggi è un imperialismo all inclusive. È un imperialismo che non ti permette di stare fuori, ti costringe a essere incluso nel suo modello. Oggi è un gesto di libertà rivendicare il proprio diritto a non essere inclusi in questo modello, il proprio diritto a rivendicare la differenza culturale, di modello, di abitare il mondo rispetto al capitalismo. Non è difficile capire come inclusività diventa oggi la parola d'ordine per includere tutti nell'unico modello e quindi diventa un vettore di violenza, paradossalmente. Come del resto molte categorie del pensiero unico e della neolingua, lo sappiamo bene. L'esportazione dei diritti umani, i governi tecnici, tutte formule che generano anche consenso, ma che se analizzate in filigrana rivelano la loro essenza violenta. Diego Fusaro, ker v Trstu zmoremo drugače, tudi s pomočjo kavarne Italija. Vzemite jo v roke, ker je tudi vaša. Hvala za obisk. Perfetto. Direi di sì. Najlepša hvala, grazie mille. Bi rada povedala, da so tu knjige, tako Jernejeve knjige tam, qui ci sono i libri di Ernei, ma anche i libri l'ultimo libro di Diego Fusaro, Demofobia, se qualcuno volesse acquistarlo. Suppongo che gli autori saranno contenti di metterci la firma. Mislim, da boste avtore zadovoljna, da se podpišeta. Hvala lepa, grazie mille.